Eccoci qua ancora insieme. Per chi non ci avesse seguito, stiamo sempre parlando del consorzio Veneto Garanzie, presidente e vicepresidente. A lei avevo tolto la parola praticamente mentre stava aggiungendo qualcosa al discorso che ha fatto il vicepresidente, prego. No, volevo solo aggiungere a quando ho detto prima da Renato che tutta questa evoluzione, diciamo così, tecnologica e che naturalmente l'impresa artigiana ha seguito di pari passo ed è cresciuta professionalmente, perché naturalmente questi anni di crisi hanno accentuato questo processo innovativo di trasformazione e quant'altro. Per quel che riguarda l'aspetto tecnico è mancato, diciamo così, per l'aspetto finanziario all'interno dell'impresa. Questa oggi soffre un po' di questa lacuna e ne stiamo, tra virgolette, un po' tutti pagando un po' le conseguenze. Dobbiamo aiutare assieme alle associazioni a evolverci e a crescere anche in questo settore, perché è sempre più dominante quando ci presentiamo all'esterno e in particolare col mondo bancario. Ecco, allora teniamo conto che comunque da un'indagine che è stata fatta, dal punto di vista di cultura finanziaria, noi italiani siamo gli ultimi, forse sotto di noi c'è la Grecia, quindi siamo a dei livelli paurosi. Se poi questo lo proiettiamo, quindi gli investimenti, abbiamo visto tutto quello che abbiamo subito, che continueremo a rischiare di subire perché ci fidiamo giustamente, come ci è stato insegnato, di entità, banche, che invece sarebbero imprese, aziende, su cui non bisognerebbe fidarsi. E quindi se poi questo lo rapportiamo al tematica lavoro, impresa, investimenti, attività che devono essere fatte di rapporto importanti per poter crescere con entità come per esempio banche, la cultura finanziaria diventa fondamentale, sia per il privato ma anche per l'imprenditore, il piccolo imprenditore e l'artigiano. Questo aspetto qui non è una cultura facile da assimilare, È un passaggio importante, soprattutto per chi magari ha una certa età, ma anche per i giovani, perché ne sono abbastanza distaccati nel nostro contesto. Andiamo in Oriente, invece sono molto più evoluti di noi, per esempio, sotto questo profilo. Come potete fare? Cioè introdurlo fin dalla scuola? Ma abbiamo già iniziato proprio, come diceva il Presidente, questa serie, diciamo, di incontri proprio locali. E per l'ultimo fatto a Belluno, dove abbiamo coinvolto l'associazione, chiaramente Confartigianato, noi eravamo il punto di riferimento come Consorzio Veneto Garanzie, c'erano le banche e poi c'erano i commercialisti, le strutture che seguono gli artigiani, perché alla fine non è l'artigiano che compila, che confeziona il bilancio, ma è un proprio commercialista o un'associazione di insieme di commercialisti che preparano questo. Abbiamo pensato di fare questo incontro insieme perché è proprio il dialogo, il modo di sapere cosa la banca vuole avere per erogare con una certa tranquillità un finanziamento. E questo l'artigiano lo potrà sapere quando si trova in banca, che si vede chiudere uno sportello e dire no. Certo. Allora, mettendo insieme l'artigiano che deve capire, che deve, come dicevamo prima, ristrutturarsi, pensare ad un modo diverso di approcciare dal punto di vista economico, non solo lavorativo, con il commercialista che non è più un burocrate che compila soltanto, diciamo, i numeri e basta, ma queste tre figure riescono a costruire una situazione di fiducia reciproca in modo tale che poi le cose vengono da sé. I problemi si risolvono, ma bisogna sapere qual è il metodo di risolverlo e bisogna sapere quali diciamo, percorsi fare per non cadere dentro negli errori. Questa è, credo, diciamo, forse la soluzione, quella più reale, pratica, per poter ottenere questo beneficio. Quindi la struttura vostra, per essere ben chiari, non si sostituisce alla figura dei commercialisti, né dà supporto da questo punto di vista, ma può essere di supporto voi stessi al commercialista? Così sì. Di consulenza al commercialista. Diciamo che all'interno delle nostre associazioni di categoria, in pratica Confartigianato, esiste anche tutta una serie di servizi che vanno anche naturalmente dalla contabilità, sicurezza e quant'altro, insomma, perciò insomma può anche sopperire al ruolo del commercialista, però ci sono anche commercialisti che insomma si appoggiano alle nostre associazioni proprio per i servizi che non sono in grado di dare. Volevo aggiungere qualcosa sempre riferendomi ai, diciamo così, a quello che è necessario, diciamo così, sapere o quello che è necessario esporre prima di presentare determinata documentazione per andare in banca. Noi ad esempio con alcune banche del territorio, in particolare BCC, abbiamo anche diciamo così, sviluppato una, come posso dire, una istruttoria preventiva condivisa.
nel senso che quando l'artigiano viene da noi per richiedere un finanziamento, noi abbiamo adeguato la nostra istruttoria a quelle che sono le richieste da parte della banca. Di conseguenza, quando presentiamo la documentazione, a parte la velocità dei tempi naturalmente, e per questo era il motivo principale, ma dobbiamo dare dei numeri, delle indicazioni che poi siano credibili, perché poi se no vengono smentiti il giorno dopo. Per questo è necessaria la trasparenza quando si va a dialogare con l'artigiano, e dobbiamo avere in mano i nostri, insomma, funzionari, certo, sì, avere in mano tutte le informazioni necessarie, perché come dicevamo prima, quando presentiamo questa cosa ne va della credibilità dell'impresa nostra e naturalmente anche della banca per l'ottenimento, insomma, di quanto richiesto. Mi viene da pensare, come riflessioni che hanno fatto anche alcuni imprenditori ma anche artigiani, ma è ancora valida la questione mi rivolgo alla banca per avere un supporto dopo quel che è successo, queste vicissitudini, queste batoste, perché la banca ha chiesto dei rientri, lo sappiamo tutti, veramente improvvisi, può essere un grande rischio. Continua tu su questo tema. Continua tu su questo tema che grazie della fiducia. È una questione che è una questione bella perniciosa, sì, questa, perché attenzione, cioè uno può rischiare veramente tanto, perché l'abbiamo visto. D'altro canto, pochi hanno i capitali. Non si fanno più gli investimenti tanto per farli o tanto perché c'è il quid di contributo o quant'altro. Gli investimenti vanno mirati perché c'è un programma, c'è un, diciamo così, come dicevamo prima, un business plan che ci permette di ammortizzare l'investimento e prevede un certo percorso, perciò dobbiamo farlo a ragion veduta. È chiaro che poi, ragazzi, noi, come dicevamo prima, vogliamo essere l'elemento, tra virgolette, di difesa da parte dell'impresa, perché al di là di dare la garanzia perché l'impresa possa andare in banca, perché magari da sola o non riesce a ottenere il finanziamento o magari riesce a ottenere 10, 100, con la nostra garanzia magari riesce a ottenere qualcosa di più per sopperire a un investimento maggiore o magari mettere in campo altre cose, oppure può essere perché magari noi abbiamo una convenzione con i vari istituti bancari e garantisce determinate condizioni per quel che riguarda tutti gli accessori, diciamo così, i costi, il conto corrente, le esposizioni e quant'altro. Perciò il nostro ruolo è quello di difendere l'impresa e questo è quello che dobbiamo continuare a fare anche a fronte della crisi. Oggi siamo in un periodo in cui, per fortuna, le sofferenze, che è quelle che ci, tra virgolette, massacrano dal punto di vista del conto economico sul bilancio, stanno, per fortuna, diciamo così, sono arrivate al top, speriamo. Quindi possiamo dire che ci sono dei dati positivi adesso. Cosa dici? Sì, il nostro consorzio è assolutamente patrimonializzato e ha un CET 1 in pratica, che è l'indice di copertura di affidabilità, che è estremamente alto, arriviamo al 23%, perciò insomma quindi è un buon indice. Un buon indice, esatto, sì. Perciò non abbiamo problemi di patrimonializzazione, diciamo così, di operatività. L'importante è riuscire a soddisfare quelle che sono le esigenze delle imprese, perché oggi il problema maggiore qual è? Che anche il piccolo artigiano, proprio per effetto di questi cataclismi che sono venuti nel sistema bancario, capiscono che una volta bastava mettere il piede in banca perché ti venisse chiesto hai bisogno di denaro o di quant'altro. Oggi uno che sa che non è perfettamente a posto neanche non entra in banca, perché sa che la risposta è negativa. Allora noi dobbiamo sopperire e far cambiare questo tipo di atteggiamento. Quindi assolutamente, diciamo che prima di chiedere un finanziamento, qualsivoglia questo possa essere, meglio rivolgersi all'associazione. Almeno a livello anche semplicemente di avere delle risposte, perché quello che vogliamo fare, diciamo, è proprio non tanto proprio essere noi a gestire diciamo così, la pratica, eccetera, ma dare dei consigli e suggerimenti quali strade prendere, proprio per evitare che per il bene dell'azienda. Quindi. E tra parentesi, quello che abbiamo detto inizialmente, ma è giusto anche ribadirlo, la nostra operazione come consorzio non è la nostra operazione similare alla banca. Infatti è bravissimo, perché dico, precisiamo questo, perché dicono ma dove sta la fregatura? Ma noi abbiamo le stesse modalità di una banca, i costi della burocrazia che sono sempre maggiori, e questo è un altro tema effettivamente che andrebbe discusso, fa sì che noi abbiamo dei costi interni nostri che sono alti, ma non abbiamo la redditività di una banca che possiamo spalmare poi questi costi. Noi facciamo un'operazione che è semplicemente... Non maneggiamo denaro. No.
La nostra operazione è sociale, di assistenza e di rafforzamento della nostra struttura, diciamo, nostra dal punto di vista economico come consorzio, che diceva prima il Presidente della nostra struttura finanziaria, ma soprattutto riferita all'artigiano, ma noi non portiamo a casa nulla. Noi diamo un servizio e che cerchiamo di farlo nel migliore dei modi utilizzando le nostre strutture che si sono patrimonializzate nel tempo, però con dei costi che sono similari alle banche senza averne un utile della banca, perché alla fine la banca ha un suo utile, noi no. Assolutamente. Che passo avanti, adesso lei ha preso la presidenza, lei è diventato vicepresidente, quindi diciamo che può essere nata una nuova entità, no? In certo qual modo. Che passo avanti è stato fatto rispetto al passato? E quindi cosa c'è di veramente nuovo e strategico per il piccolo imprenditore, per l'artigiano? Visto che voi siete del settore, avete le mani in pasta, insomma, quindi... Purtroppo diciamo che nel mondo dei confidi non c'è nulla di nuovo, se non il fatto che la vigilanza di Banca d'Italia garantisce un'operatività che deve essere assolutamente trasparente. Che se ne dica con quello che è successo con le varie banche, anche i nostri locali qua, ma garantisce che le strutture, anche come le nostre piccole, perché noi, come dicevamo prima, diamo garanzie, non denaro, certo, non maneggiamo denaro, comunque devono operare in una maniera trasparente e che sia, diciamo così, vigilata da Banca d'Italia, perciò il controllo è assoluto. Ma come innovazione nei confronti dell'impresa noi possiamo dare l'assoluta trasparenza e la garanzia che questo avvenga. Riferendomi a quanto ho detto prima da Renato, purtroppo anche noi abbiamo un conto economico a cui dobbiamo rispondere, perché i costi ci sono e oggi che, diciamo così, abbiamo superato i momenti critici in cui le sofferenze stanno, diciamo così, diminuendo, perciò il nostro conto economico ne soffrirà sempre meno, non dobbiamo, diciamo così, non divulgare o pregare le istituzioni, in particolare la Regione Veneto, che ci siano ancora di supporto per quel che riguarda fondi di rotazione, la riassicurazione, perché sono strumenti per noi molto importanti che ci aiutano a sopperire quelle che sono le perdite, perché noi oggi abbiamo i rendimenti dei nostri depositi creati, come diceva Renato, per il passato, che una volta rendevano il 6, 7, 8, 10% quant'era, oggi rendono nulla, ci troviamo con sofferenze enormi e il nostro costo della garanzia deve essere rapportato a quante sono le perdite a fine anno. Perciò minori saranno le perdite e maggiori saranno i contributi della Regione, che fino ad ora, tutto sommato, insomma, gli apporti sono sempre stati, ma preghiamo che ci siano sempre maggiori risorse in questo senso, sia per noi che per tutti gli altri confidi, perché è vitale, diciamo, per l'impresa un supporto di questo genere. Assolutamente, questo è molto importante. Abbiamo anche l'altro capitolo che abbiamo accennato, il discorso problema burocrazia e fisco. Sono altre due piccole, tranquilla. Pubblicità, prendete respiro e poi lo affrontiamo insieme. No, il pomeriggio.